Siamo qui col vice sindaco Luisa Cigagna. Ecco, in cosa consiste questa iniziativa che avete fatto per andare incontro agli esercenti del territorio? Allora, ci siamo posti la domanda di come avvicinare i consumatori alle realtà commerciali di Pieve di Soligo e la proposta dell'associazione Piazze Creative ci è sembrata veramente utile a questo obiettivo. Riportare l'attenzione e l'interesse degli abitanti di Pieve di Soligo e dei pievigini verso i loro negozi, farli vedere sotto una luce diversa. Grazie appunto alla collaborazione con Anscom abbiamo visto che negli ultimi anni una cosa che funziona molto bene come stimolazione appunto della curiosità, dell'interesse dei consumatori nei confronti degli esercizi commerciali sono i cosiddetti gaming, cioè quelle iniziative che hanno una finalità giocosa e che attraggono appunto i consumatori, e per questo quando Piazze Creative ci ha proposto di realizzare questo concorso a premi abbiamo accettato e abbiamo deciso di dare il nostro sostegno. Crediamo infatti che restituire ai consumatori, ai cittadini di Pieve di Soligo quella forma di protagonismo verso appunto la loro spesa consapevole, verso un orientamento dei loro consumi verso i negozi di vicinato, le attività commerciali di paese, sia un passo importante per sostenere appunto le attività economiche e commerciali di Pieve di Soligo, che rappresentano un servizio per la comunità ma anche la fonte di sostentamento per tante famiglie, e quindi un consumo virtuoso, vogliamo dire, sostenibile, perché si fa nel proprio comune senza doversi spostare e che sostiene la propria realtà territoriale, e quindi l'abbiamo sostenuta proprio convinti che potrà essere un aiuto positivo. Siamo con Walter Zambon, presidente dell'associazione Piazze Creative. Ecco, come sta reagendo l'attività commerciale di Pieve a questo periodo, diciamo, difficile? Diciamo che tutte le attività stanno cercando di dare il meglio di se stessi, perché la situazione non è facile. Il momento, penso che ognuno di noi sia la prima volta nella propria vita lavorativa che affronta una situazione di questo genere, però vedo che i colleghi investono, in particolar modo chi ha investito su questa iniziativa, sul concorso Pieve ti premia, o investono sulla propria attività per reagire a queste difficoltà.